Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, ritorniamo su GP4 dopo un bel po', terza gara del 92, Mansell e Paul, Patrese secondo. Sotto il diluvio purtroppo sbaglio e finisco addirittura sedicesimo, sarà durissimo recuperare, adesso vediamo le previsioni per la gara, per fortuna non piove, però devo fare una remontata abbastanza impossibile forse, perché si Interlagos è una gara che amo. Vai raga, andiamo, devo prendere molto la mano perché l'incidente, perché la pioggia è incredibile a Interlagos, ma devo far meglio, partiamo diciottesimi, sarà duro andare a punti, vedremo. Vai! Partenza come sempre un po' così con sta mod. Non possiamo montarci, passiamo a livello professionista, lo ricordo. Siamo già decimi e qua sapete, nelle partenze, nelle gare favorevoli poi possiamo recuperare molto, adesso però inizia il difficile. Un Senna, no, le McLaren sono veramente in difficoltà quest'anno, dopo le grandi imprese degli scorsi anni. La pioggerellina dà fastidio, speriamo bene, sono dei box soccacchi, Attenzione all'interno su Ayrton, Schumacher ha personalità, raga, sto giovane ragazzotto ha personalità. Vediamo che i favoriti sono Mansell e Patrese per questa stagione, soprattutto Nigel, il leone inglese, pronto a dominare la scena, pronto a dimostrare al mondo di essere un grande. Pole position qui in Brasil. Siamo noni, siamo lontani dalla zona podio, ma non è cioè dalla zona punti, ma non è impossibile. No, inchiodata, ma ce la fa, ce la fa. Bravissimo, questo è un gran sorpasso di Schumi. La zona punti, se non cappello non è impossibile, anzi posso recuperare bene, ripeto, Interlagos è una gara favorevole e che ho cannato completamente le qualifying session. Siamo al 122esimo episodio, ragazzi, tra carriera comendiana e flash cuts con le stagioni passate. Ottavo posto, facciamo fatica a superare però Wing Handler, la Windle Girl, il famosissimo Windle Girl. Wendlinger, guarda che lotta davanti, guarda che lottone davanti. Una monta non facile. Sta pioggerellina di certo non aiuta il talento tedesco, anche se lui è un fenomeno sotto la pioggia, non aiuta più il Cume che sono completamente fuori allenamento. Dai che andiamo. Ah, Dio mio, dai, spingi sta Benetton. Oh, raga, nonostante è una macchina comunque veloce, siamo lenti, siamo lenti.
Mansell gira 3 secondi più veloce di me. Mi sembra un po' stracciatella, però Schumi. Questo però è un gran sorpasso questo. Bravo Schumi. Yellow flag. Ma non è Nigel. Yellow, ma non è Nigel. Berger, motore andato, McLaren che veramente hanno difficoltà incredibili. Sta veramente spingendo al massimo per portare i punti alla Benetton e a se stesso. Ok, stiamo cominciando a girare più veloci, meno male, no? Perché ho detto boh, quindi sono io lento, non la macchina che fa schifo, mi pareva strano. Devo ritrovare però il ritmo gara. Mansell il grande favorito. Le posizioni si sono un po' stabilizzate, purtroppo non riesco a recuperare, dai però. Concentrato raga, Dai. Il quinto posto è ampiamente a nostra portata. Mamma mia che staccatura. Oh, mi ha pitturato anche la quarta posizione a nostra portata. Il talento tedesco c'è. Mamma mia, qua ho rischiato la scodatissima. Ci ho preso anche una pausa GP4 ragazzi, perché 121 episodi, questo è il 122esimo. Il quarto posto è ampiamente la nostra portata, per una classifica strana. Le riqualifiche del sabato hanno veramente mescolato le carte in maniera paurosa. Adesso ce lo ciucciamo in rettilineo, possiamo ciucciarcelo tranquillamente Martini. Perfetto, adesso la staccatona. Siamo De Cesaris, classifica senza un senso logique per il podio. Vediamo se riusciamo a prendere anche il podio, ma abbiamo 4 secondi e 6 da De Cesaris. La vedo un'impresa abbastanza disperata, però non si sa mai. Certo, una grande rimonta del talento tedesco. Questo ragazzi può veramente scrivere pagine indimenticabili della High Story. Stiamo recuperando bene su certo che De Williams
Sono verso una doppietta veramente importante. Mancano 2 giri praticamente. Two laps remaining nel classico e meraviglioso inglese di padrelingua come Indiara. Boom boom boom. Non stiamo recuperando tanto però, Piove ancora comunque, però non da rendere la gara bagnata. Siamo molto più vicini. Abbiamo recuperato tanto in questo giro, più di un secondo. Come spinge Michael o Michael. No, madonna, cosa ha salvato qua Schumi. Però perdiamo sicuramente qualcosa. 2 secondi, abbiamo recuperato quasi 2 secondi in un giro, ma siamo al final lap. Ecco, ho perso 2 decimi in quella curva. Vediamo se il talento tedesco riesce a prendersi un podio veramente devastante. Partiti 18esimi. Bastava un altro giro, porca miseria. Devo rischiare troppo per superarlo, secondo me. Meglio un quarto posto che niente. Peccato. Vince Mansell, gara dominata dalla Williams. Secondo il patto. Attenzione, forse ci prova Schumi, vediamo se riesce a prendere la scia. No, non ce la fa, impossible. It's impossible, purtroppo. Bravo, sei andato a punti. Qualificazioni buone, quarto tempo con Brundle, Benetton terzo, Patrese in pole secondo Senna, è un campionato incredibile. Comunque le Williams finora 4 pole su 4 gare e 3 vittorie su 3 gare, perché manca questa. Ogni tanto la Nigel quinto e Godo. E questa è una gara favorevole. È tutto da capire sto mondiale, sinceramente, è ancora difficile decifrarlo a tondo. Certo, le Williams sembrano iper favorite. Vai raga, rock and roll. Patrese, veramente la lotta tra Patrese e Mansell è bellissima, però Mansell è quinto adesso. Le ripartenze sono impossibili su sta mod. Perdiamo 3 posizioni così. Che bello, che bello, che bello. Tanto Senna al comando, ragazzi. Ayrton è al comando. Ayrton vuole dire la sua, però è incredibile. Il campionissimo brasiliano. Bravo Brando. Secondo con la Benetton, bravo. Devi tenermi dietro le Williams.
Siamo terzi nel mondiale, ragazzi, ne mancano ancora tantissime, quindi siamo ancora in lotta per tutto. Nonostante delle Williams per il momento cannibali. 4 pole su 4 e 3 vittorie su 3. Adesso vediamo questa. Anche Massi comunque già terzo, ha preso una partenza, ha perso 3 posizioni. Quanto ha rischiato qua Michael, corre Michael, però non bel ritmo i primi 3. Ritmo indiavolato dei primi 3, speriamo in un po' di bagarre. Madonna, che casino avrà Mansell, fiori. Quelle Williams sono astronavi, però, 2 posizioni in una curva, ha preso Nigel se ne va, raga, Nigel. Sembra realmente imbattibile. Schumi è qua pronto. Non deve scappare Nigel, però speravo in qualcosa di meglio, invece in un minuto, in un secondo si è preso 2 posizioni l'inglese. Non ho un gran ritmo però. Ritmo di Schumi discreto ma non perfetto. Niente, in questo momento Mansell è di un altro pianeta. Comunque attenzione, Resimi super, no vabbè, se non esageriamo, no! Non ci credo, erroraccio. Mamma mia, questo è un errore pesante di Michael. Per fortuna nessun ritiro, nessun danno. Ma male. Mi sono sorpreso sul passo di Jean. Guarda quanto sono aggressivi, ma oh. Devo prendere tanto la mano di nuovo, La gara ormai è andata. Non ho una gran velocità. Andiamo Hakkinen davanti, unica Hakkinen veramente alle primissime armi. Ok. Mamma mia, gran sorpasso però Fiori, cioè, ormai anche la zona punti è un ricordo. Brutto errore. Deve ancora fare molta esperienza il talento tedesco. I motori Williams sono di un altro pianeta.
Molta lotta davanti. Sarebbe bello il ritiro di Nigel e Patrese insieme. Sarebbe il godimento totale. Siamo più veloci di questi, quindi. No. Inchiodata, ma è andata bene. 12esimo, Schumi sta tentando una rimonta rabbiosa. E ne mettiamo chilometri e riprendiamo un po' la forma. Non riesco a prendere certe curve in pieno perché la macchina non è stabile. C'è poco da fare. È una macchina discreta ma non eccezionale. Guarda che battaglia davanti, bellissima. No, ancora, sono deficiente. Mamma mia, quanti errori, quanti errori. Ma meno male che il gioco è permissivo e non ho subito danni. Però, fiori. Situazione un po' grottesca. Non ci tengo, salvo altre cazzate, a finire la gara, ripeto, per riprendere veramente dimestichezza. Peccato che senza quell'errore ero minimo quarto. Dai. Buono, 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 dai, dai. Almeno 10°, cazzo. 2 laps remaining. Dopo questa ce ne spariamo anche un'altra, Magari mi alleno un attimo, forse. Devo fare una gara off cam per riprendere la forma completa. E veramente facciamo fatica. Più che altro deve essere costante. Adesso abbiamo fatto un buon tempo e abbiamo il JJ Leto da superare. Poi mi chiude JJ, vai JJ, non rompere i maroni, JJ, vara, 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 come butta fuori JJ. Per il momento le Williams stanno letteralmente dominando il mondiale. Inizia l'ultimo giro, siamo 10º purtroppo. Questa, se tutto va bene, la posizione finale, mamma mia, ho rischiato anche l'incidente. Qui a Barcellona peccato perché era un'altra gara favorevole, ma la butto via così. Massa non ho posto, ripeto, ormai è andata per i punti. In testa la corsa Nigel Mansell. Recuperiamo anche un secondo a mezzo giro, cacchio.
Arriveranno gare favorevoli, lo so. Il gioco è incredibile. Tutto di colpo, magari possiamo fare delle gare dove dominiamo. Vince ancora Mansell, ragazzi. Mansell vuole già ipotecare il mondiale, la quarta gara. 4 vittorie e 4 colpo su 4 per la Williams. Signore, una Williams afrodisiaca per noi. Un 10° posto molto molto amaro. Purtroppo. L'egemonia Williams a pole position di Michael Schumacher, godo. Berger, Senna, malissimo le Williams in questo tracciato, incredibile. Patrese quinto, Mansell addirittura 14°. Nulla, ha senso. È cominciata con la pioggia, la qualifica è finita col sole, quindi forse per quello, chissà. Vai. Partenza diciamo discreta rispetto al solito. Se vinciamo e con le Williams così dentro possiamo, non dico riaprire il mondiale, ma mettere un po' di pepe. Vai Cube, finalmente una bella qualifica. Vara. Un'altra gara favorevole, dobbiamo sfruttare queste gare. Siamo al comando, abbiamo sfruttato le Williams veramente messe male, capito? Ogni gara una storia, siamo un po' come il biathlon, signori. Ma questo è GP4 Mod 1992, di una carriera come indiana con flashback mostruosi. Siamo là all'episodio 122. Una gara comunque dove spingo al massimo, sto cominciando a riprendere confidenza con il gioco. Ecco, appena detto erroraccio qua del Cume. Yellow flag. Primo giro completato, Michael vuole vincere la gara. 1,7 da Gerardo, e là Gerardo. Bello ancora da Berger. Mamma come spinge Schumi. Sento velocissima, ma sento leggerissima la Benetton. Speriamo bene, non devo cappellare, soprattutto l'affidabilità. No, mamma mia, scodatissima del talentissimo. Lo perdo da Berger. Devo sfruttare sta gara.
gasa troppo Imola. Il terzo settore guadagno tanto, nel secondo settore guadagno molto. Primo e terzo perdo. No, 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 no. Bloccaggio. E ancora non ho la costanza di fare tutti i giri perfetti, porca miseria. Brutto errore questo, perdo 2 secondi minimo. Abbiamo il vantaggio da 4 e 6. Vediamo se è 2 e 6 almeno. 2 e 2, perdo più di 2 secondi. Devo portarla a casa, cacchio. Devo portarla a casa sta fottutissima gara. Perché ricordiamoci, in testa alla corsa. Mi piace. 2-1 da Berger comunque, forse qua recupero. C'è una tensione. Sono le curve più difficili per me a Imola. Mamma mia, qua ho sfiorato l'erba. Uh, 3-7, guadagno poco. 3 laps remaining, 3 laps remaining. Williams oggi è una grande delusione per il momento. Come lavora il Cume, anzi Schumi. Vai Schumi. Yellow flag, yellow flag. Fittipaldi perde l'olio. Io sbaglio, niente, c'è sbavature su sbavature. Two laps remaining nel più becero della pronuncia in padrelingua cumendiana. Ovviamente sembra una gara positiva, ma stiamo buoni. Manca ancora una vita, manca ancora tantissimo.
Inizia l'ultimo giro. Final lap, come indiano. E anche fastest, madonna. Ho guadagnato tantissimo. Mamma mia, ho veramente distrutto tutti in quel penultimo giro. L'avevo detto io. Che poi doveva arrivare la gara favorevole. E Williams hanno toppato. E contro le McLaren siamo noi più forti. Adesso devo solo portare a casa la macchina e portare a casa il first success in the season. Mamma mia, che lingua. È chiaro che il sogno mondiale, cioè, è praticamente impossibile. Però è bello lottare almeno. Va bene, negli ultimi giri comunque Berger è proprio crollata la McLaren. Signori, ultime curve, poi è successo per Michael Schumacher e per la Benetton. Signori, ultime 2 curve. Questo può diventare un campione devastante. Ed è successo per Michael Schumacher. Winner per Michael Schumacher. Bravissimo! Oh yes! Classifica: Mansell domina 33, poi Patrese 26, Schumi 19, Senna 14, poi via tutti gli altri. Costruttori ormai già quasi concluso, secondo me. Williams 59, Benetton 23, McLaren 22, Ferrari 7, Ferrari scandalosa. Dominio anche qua Williams, ma Schumi ci sta dimostrando che il mondiale forse non è finito alla quinta gara. Raga, alla prossima, ciao!